E a proposito di sanità, è il momento di reintrodurre il nostro ospite di questa sera, Paolo Anastasia, sindaco di Fossalta di Portogruaro. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato proprio ai nostri microfoni la Presidente della provincia di Venezia, Zaccariotto, insomma, che ha giustificato ogni comune di questo territorio a proporsi come candidato per una nuova sede di un ospedale unico. Qual è la sua opinione? Ma la mia opinione è questa. Io credo che non sia attuale, che non sia tra l'altro importante discutere oggi di qual è la sede per un nuovo ospedale nel Veneto orientale, dal momento che da un lato noi come sindaci del Veneto orientale abbiamo già approvato un documento a dicembre dell'anno scorso in cui avevamo sostenuto la necessità di rafforzare i 2 ospedali esistenti nel nostro territorio, Portogruaro e San Donà di Piave. Avevamo sostenuto la necessità di ridurre la dimensione ospedaliera del polo di Jesolo per destinarlo a attività riabilitativa e quindi che questo fosse il nostro programma amministrativo politico, insomma, per la sanità nel Veneto orientale dei prossimi anni, e rinviando ad un futuro non immediato la questione eventuale di un ospedale unico effettivo dal punto di vista della struttura edilizia. Io rimango convinto di questa posizione espressa dalla conferenza dei sindaci. Io invito anzi a riprenderla assolutamente in mano, come ho fatto anche in altre occasioni, anche alla presenza del direttore generale Stocco e magari con un confronto anche con la Regione Veneto, per verificare a che punto è questa nostra decisione, questo nostro orientamento come sindaci, verificare, farne il punto, perché questo non è mai successo per esempio durante l'anno in corso. Noi non abbiamo mai avuto occasione di confronto con la direzione dell'ASL proprio per verificare lo stato di attuazione con il 2012 c'è qualche previsione di incontri? E quindi semmai la mia richiesta, il mio auspicio, la mia forte motivazione da questo punto di vista è per andare verso questo confronto, perché ripeto, in questa situazione noi rischiamo non tanto di dividerci e di creare problemi sulla struttura fisica, ma di non essere incisivi sulla questione dell'organico e del personale che opera nelle nostre strutture ospedaliere. Noi sappiamo che a Portogruaro, senza essere troppo localisti da questo punto di vista, noi sappiamo che ci sono primari che se ne stanno andando, situazioni per cui potremmo essere in carenza di organico e di una qualità nell'organico, alle quali va dato assolutamente risposta, perché non vorremmo trovarci di fronte alla situazione per cui abbiamo anche gli edifici ma dentro non ci sono gli operatori necessari perché presso gli edifici si facciano le cose che sono indispensabili da fare. Insomma, mi riferisco concretamente al reparto di urologia, ma ce ne sono altre situazioni che meritano assolutamente una risposta, ma una risposta di persone, di personale, non tanto di strutture. Per cui io non vorrei che discutendo delle strutture si evitasse il problema vero che è appunto il personale e le persone.